Atti all'Apostolo, capitolo 13. O comincia la missione. In da chiesa Antiochia ci sono parecchi profeti e maestri. Barnaba, Simone, che per soprannome lo chiamavano Niger, Luce, Cirene, Manaen, che erano compagni Erode e Tetrarca, e quando era ancora un uoione Saulo. Un giorno, da mentre facevano una cerimonia innanzi al Signore e facevano pure un digiuno, lo Spirito Santo dicette a loro: mettete a parte Barnaba e Saulo, perché era già destinata a una missione speciale. E allora, roppa che erano priata e fatto il digiuno, mettendone in mano un cuore a loro e facettene partire. A Cipro. Chi si due, mandato lo Spirito Santo, scendendo dalla Seleucia, e che imbarcarono per chi a Cipro. Quando arrivarono a Salamina, cominciarono a predicare la parola e dire da tutte le sinagoghe l'ebrea. Insieme con loro ci stava pure Giovanni, che aveva una mano. Passarono tutte l'isola e arrivarono a Pafo. E qua trovarono una ebrea che si faceva passare per un profeta che conosceva buono l'arte e fatto chiaro. Chi si chiamava Bar Jesus, in da lingua greca Elimas, e era amico e Sergio Paolo, o proconsole dell'isola, che era una persona che era giudice e che aveva fatto chiamare innanzi a essa Barnaba e Saulo, perché desiderava assai e sentire la parola di Dio. Ma Elimas, lo fatto chiaro, faceva tutto quello che era possibile perché chi lo proconsole non credesse. E tanto Saulo, che veniva pure chiamato Paolo, chi ne Spirito Santo, fissai gli occhi suoi in quella chista di ricetta: «Omma, fava infame, tu suo figlio ero demonio e nemico di tutto quello che è buono. Quando vuoi finire a imbrugliare i progetti dello Signore, o viccanna a mano dello Signore sta già ancora a te, tu diventerai ciecato per un certo tempo e non potrai chiudere la luce del sole». Non aveva manco ancora venuto a parlare a Paolo, con lo scrore che era in quella chista, e camminando a razzavirla voleva lasciare qualcuno che lo potesse accompagnare per la mano. Quando avrete sto fatto, proconsole credette, ha fatturato tutta la dottrina del Signore. Da Antiochia a Pisidia. Paolo e tutti i compagni suoi lasciarono la città di Pafo e arrivarono a Perge e a Panfilia. Qua Giovanni si spartette a loro e se ne tornò a Gerusalemme. Loro invece, arrivando alla città di Perge, arrivarono a Antiochia e Pisidia. Era sabato quando arrivarono là, e subito la settano rinda alla sinagoga e s'assettarono. Roppa lettura della legge di Mosè e scritta dei profeti, e capi che la sinagoga, ma non a dire a loro: frate miei, se volete dire una parola buona per tutto il popolo, mo potete pure parlare. La predicazione di Paolo innanzi ai Giudei. Se sussette Paolo, e facendo insinna con la mano, dicette: uomini di Israele, e voi che state campando sotto all'amore di Dio, statemi a sentire. O Dio chi su popolo di Israele scegliette i padri nostri e facette davanti assai rosse, chi su popolo rinda a terra l'Egitto, e con un braccio assai potente facette uscire fuori alla tinta. Poroppa che si era pigliato cura loro, per quasi 40 anni, lo deserto, insuffonnai 7 popoli in due paesi di Cana, nel retto a loro che l'Iterno come eredità, per quasi 450 anni. Roppa mandai in mezzo a loro certi giudici insieme al profeta Samuele. Poi loro addimanano un re Dio a loro, che si chiamava Saulo, o figlio di Cis che apparteneva alla tribù di Beniamino, e chisto comandai per 40 anni. E Roppa, che l'avevano levata, a coppo trono, facette diventare re Davide, e la retta che è attestazione. Ha giù trovato Davide, figlio di Esse, che è nome secondo il cuore mio, chi si metterà in pratica tutte le volere mie. A quella discendenza sua, secondo la promessa, Dio facette nascere per Israele un Salvatore, Gesù Cristo. Giovanni aveva preparato la venuta sua per regare una battesima penitenza a tutto il popolo di Israele. Quando si per finire la missione, soia, Giovanni diceva: io non so quello che voi pensate, o vi cana roba a me per una ragione che non so manco rigna di sciogliere le lazze e sandale. Frate mio, figlio da Sterpegni Abramo, e quando mi è voi udirato a Dio, a noi è stata manata questa parola della salvezza. Tutta la gente che sta in la città di Gerusalemme e tutte le capo loro non l'hanno accettata, e condannandola hanno fatto compiere tutte le parole dei profeti che si leggono ogni sabato in sinagoga nostra. Eppure, se non avevano trovato in essi nessun motivo per condannare a morte, costrignette a Pilata lo fa condannare a morte. Roppa che aveva compiuto tutto quello che era stato scritto in quella issa, o che una coppa a croce, o mettette in un sepolcro. Dio la risorta in dei morti, e essa ha compiuto parecchi giorni a tutti quelli che erano aiuto insieme con essa in da Galilea a Gerusalemme.
e tutti chi siamo solo attestando solo innanzi a tutto il popolo. Eppure voi vi stiamo portando questa buona notizia di salvezza. Dio ha fatto risorgere Gesù e a così che la promessa che Dio aveva fatto a tutti i padri nostri l'ha fatta a compire. Per noi, che siamo figli suoi, a così sta scritto pure in tuo Salmo secondo: tu sei figlio mio e io oggi ti ho fatto nascere. E che a Dio l'ha risuscitata dai morti, liberando una volta per sempre, rindo il potere della morte. Pure che sta scritto in la Bibbia. Io sarò sempre giusto con voi, perché darà già a voi che la salvezza che è stata promessa a Davide. E proprio per questo, in una pizza la Bibbia sta scritta: tu non acconsentirai che santo tuo se potesse infracedare. Mo, o re Davide, l'oppa che aveva sembrato tutto volere Dio, rinda vita sua, muretta e fu unita tutte le parti sue, e corpo suo, si infracedai sotto la terra. Chi invece che ti era suscitato, non si è infracetato in tuo burgo. La vita a sapere, frate mio, che per la legge Mosè, voi non poteva essere liberati in dei peccati. Per mezzo di Gesù Cristo, invece, noi potremmo avere perdono di tutti i peccati, perché tutti quelli che credono in esso verranno salvati a esso. Abbarate a voi, che non capitasse ancora a voi quello che sta scritto in dei profeti, voi che siete buoni solo a criticare la verità, regnitevi a spande e a nasconditevi, perché innanzi all'occhio vostri farà una cosa che se venisse contata, voi non la gradissime mai. Entramente Paolo e Barnaba scendere in la sinagoga, o priani a parlare ancora, tutte queste cose rindo sabato appresso. Quando si sciogliette che l'audanza, parecchi ebrei e pure tutti quelli che si erano convertiti alla religione dell'ebreo, jettano appresso a Paolo e Barnaba, che si mettevano a parlare insieme con loro e spunzionavano a si mantenere sempre in da grazia di Dio. O tumulto suscitato dai Giudei. Lo sabato appresso quasi tutta la gente e Antiochi corrette per sentire la parola di Dio. Quando avrete tutta quella folla, l'ebrei, fuochino e gelosia, e si mettettero a contrastare tutto quello che riceve Paolo, e si mettettero pure a rognere fedenzia. E tanto Paolo e Barnaba con franchezza ricettano a loro: era necessario che voi per prima venissero fatte conoscere tutta la parola di Dio. Ma proprio perché non ha voluto accettare, è stato facendo capire che non vi importa niente della vita eterna. Ovvicando, noi vogliamo appellare tutta la gente che non è ebrea e andiamo a portare la parola di Dio a tutte le pavane. Perché a così ha comandato a noi il Signore, gli ha fatto davanti una luce per tutti i popoli, perché tu portassi la salvezza sino a tutte le straregne della terra. Quando sentettene chiesto, tutte le pavane si arragriano e si mettettero a regnere errori alla parola di Dio e abbracciando la fede tutti quelli che erano destinati a quella vita che non fornisce mai. La parola di Dio si spandeva per tutta quella terra. L'ebrei invece non surfavano certi femmine che appartenevano alla nobiltà di tutti gli uomini, che contavano assai in quella città e facevano scoppiare il revuoto contro Paolo e Barnaba e buttavano fuori in terra a loro. E tanto loro, scudiando contro loro tutta la paura che avevano sotto i piedi loro, se ne ettero in città di Iconio. Veramente, tutti i cristiani Antiochi erano chine e priezze e chine e Spirito Santo.